Allora, riprendiamo un po' il punto. Panoramica sulle pensioni in Veneto, secondo me è interessante, non so chi di voi la vuole affrontare, ecco, con i livelli retributivi, qual è la situazione, insomma c'è anche una grafica interessante da vedere, una slide che invito un po' la regia a mettere in onda. Perché qui vediamo dei numeri che sono consolanti oppure no, secondo voi? Qual è la situazione? Diciamo che il dato generale sul numero delle pensioni è un po' in linea con le pensioni che ci sono a livello del paese, come anche in linea il dato su quanto ammonta l'assegno pensionistico. Quindi siamo perché quando in linea. Parliamo di pensioni, no? Parliamo che gli anziani portano via soldi, risorse ai giovani eccetera, poi pensiamo sempre che le pensioni siano altissime, invece no, perché praticamente il 57,5%, solo per restare nel Veneto, il 57,5% vediamo, no, delle pensioni sono a un importo inferiore ai 750 euro lordi al mese. Quindi poco più della metà è sotto i 700 lordi, che vuol dire netto, quindi veramente netto siamo su quanto? E le pensioni cosiddette 600, le pensioni d'oro, no? Se vediamo dai 4.000 euro in su, sempre lordi, sono solo lo 0,62% del totale. Per cui a volte quando si sparano anche certe cose, si fanno un po' così senza avere veramente i dati a disposizione ed essere sicuri dei dati. Quindi praticamente diciamo che il 57 più il 10,2 insomma un 70%. Sì, quindi significa che un 30% sì, sono le pensioni praticamente quelle che vanno dai 1.000 ai 1.500 euro lordi, no? Che sono dei lavoratori dipendenti che hanno lavorato in fabbrica una vita intera, no? 40 e più anni, insomma, quella è l'entità del valore della pensione per la maggior parte dei nostri pensionati. Ecco. Toccani deve dire qualcosa? Vedevo no, io convengo con Rosanna quando noi denunciamo che il 70% sta al di sotto dei 1.000 euro al mese lordi, noi denotiamo appunto che non parliamo di pensioni, come dire, altissime, e non è neanche vero che il capitolo pensioni grava sull'INPS o sul bilancio dello Stato, perché il capitolo pensioni lavoratori dipendenti è un fondo inattivo, malgrado che su questo fondo inattivo si siano scaricati controsensi, contraddizioni del sistema previdenziale nel nostro Paese. Perché per esempio c'è una prima questione che sul fondo lavoratori dipendenti, INPS, si continuano a far gravare costi che sono imputabili alla assistenza. Per cui quando noi continuiamo a insistere che bisogna non parlare in assoluto 297 miliardi è la spesa, no, bisogna incominciare a vedere quant'è questa spesa per pensioni e scoprire che appunto i lavoratori se le pagano le pensioni con il loro lavoro di quando abbiamo lavorato noi. Oggi siamo in pensione, certamente i nostri giovani stanno lavorando, devono lavorare per pagare le nostre pensioni, ma quello è un conto, come dire, inattivo. Poi c'è questa questione dell'assistenza, l'assegno sociale, che di solito si chiama pensione sociale, no? Questo è un assegno sociale. L'assegno sociale deve essere posto, è vero, a carico del capitolo assistenza, e l'assistenza è a carico del bilancio dello Stato. E invece viene posta a carico del bilancio dei lavoratori che hanno versato i contributi, per cui separare l'assistenza dalla previdenza. Dallo stesso fondo, questo è il primo problema. Il secondo problema, che se ne parla poco, anch'io ne parlo poco per la verità, perché ho una storia sindacale alle spalle, però quando sono falliti i fondi degli autoferrotranvieri, quando sono falliti i fondi dei ferrovieri, i fondi dei portuali, i fondi dei giornalisti, cosa si è fatto?
che il costo di questi fallimenti che sono stati posti nel fondo lavoratori dipendenti, per cui come vede è vero, ai lavoratori gli si chiedono di farsi carico molte volte di quello che è il bilancio dello Stato, poi il risultato è questo: queste pensioni sono state notevolmente svalutate, di conseguenza noi però ecco, da questo punto di vista abbiamo ottenuto un effetto, che la legge Monti, la legge Fornero sulla indicizzazione delle pensioni, c'è l'impegno politico previsto nella fase 1 che abbiamo detto prima, 28 settembre del 2016, che quando scade questa legge che dura 5 anni e siamo nel 1° gennaio del 2019, si provvederà a un diverso meccanismo di indicizzazione. Io dico bene, benissimo. Per cui bisogna che la gente sappia anche, come dire, che ci sono delle asperità, ci sono ancora delle cose da conquistare, ma il confronto produce anche questi effetti positivi. Io sono contento perché io denuncio che le nostre pensioni, la mia pensione negli ultimi 10 anni ha perso del 30% del proprio potere d'acquisto. Se adesso tu mi dici che dal 1° gennaio 2019 l'accordo prevede un diverso meccanismo di indicizzazione, di modo che noi saremo ripagati di quello che l'aumento del costo della vita ci porta via, io sono contento, dico, accasiamo un punto nella complessità della vicenda, però l'importo delle pensioni è quello. Inoltre drammatico è lo scalino che c'è fra l'importo della pensione degli uomini con quello delle donne. E qui torniamo a questo. E questo è il problema, certo. Che è notevole. Sì. Allora diciamo che rispetto ai dati che abbiamo visto, se quasi il 6 su 10 pensioni sono sotto i 750 euro, di queste il, se vuole leggere il messaggio, toccare, tanto noi andiamo il 75% praticamente sono pensioni di donne. C'è una netta differenza. Quindi veramente ci dà il senso della situazione dei pensionati nel nostro paese. È vero che di questo 75% di donne che hanno pensioni sotto i 750 euro, molte di queste hanno una pensione di reversibilità. Quindi va integrale, sì, perché sono donne che non hanno lavorato, che hanno avuto una carriera lavorativa molto, molto discontinua e proprio per far fronte al lavoro di cura dei figli o di genitori anziani, e quindi poi si ritrova alla fine con un assegno pensionistico così basso. Alquanto esiguo. È così, alquanto esiguo. Quindi pensione di reversibilità, perché poi anche qua, perché per la maggior parte sono donne, perché sempre per l'aspettativa di vita le donne vivono più a lungo, e però sono anche le donne che hanno più malattie, per esempio pluripatologie. Quindi hanno bisogno anche di cura, e qui andiamo al discorso della cura. Allora interrompiamo un attimo, dedichiamo più tempo dopo la pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi e vediamo quest'altro capitolo.